Un messaggio chiaro, diretto, senza mezzi termini. Esasperata da una serie di furti nella sua abitazione, la signora Gina Favretto ha avvisato i ladri. Non c'è più niente da rubare, siete già venuti 3 volte. Cosa le hanno portato via? Tutto, tutto, robe care, oro, roba da vestire, tutto. Nel cartello attaccato all'albero in giardino si percepisce la rabbia che l'ha spinta a scrivere. La settantenne pensionata che vive a Mogliano ha subito 3 furti in 5 anni. Furti che le hanno fatto crescere la sensazione di impotenza. I ladri le hanno portato via anche i ricordi più cari. Non le è rimasto più niente, neanche No. un ricordo. No. Adesso dovessero tornare, ci ha detto la signora, non troveranno più niente. Ho deciso quindi di avvisarli. Tutte le volte che sono venuti a rubare mi hanno rotto gli infissi, riparazioni risultate molto costose. La preoccupazione di ulteriori furti attanaglia la pensionata. Mi ho messo le luci, mi ho organizzato. Per la signora Gina però le luci e le inferriate sul retro della casa non sono sufficienti per farla sentire al sicuro. Non è più tranquilla la sera quando si chiude in casa. Vivere in questo modo non è giusto. Una cosa però la donna si augura. Sperando che capiscono quello che è scritto, insomma.